Sì, è proprio arrivato il momento del sondazzo. Memento audere semper, Ti ho detto? Boh, non lo so. Oggi, in questa settimana, non sono il professor De Latinis, per cui però non posso tradurre. Ecco, dunque, parliamo invece delle situazioni che oggi come oggi, ma anche, come dire, nei prossimi giorni, serviranno alla nobile causa del sondazzo. Oltre gioia alla troia, che è sempre più troia, è sempre più gioia, ma dà anche gioia, se vogliamo, perché le troie in fondo sono fil de joie, in francese, insomma, ragazze di gioia, ragazze, insomma, che danno gioia, sì. Vabbè, quindi praticamente c'è lei, ma non solo, c'è l'altra situazione del signor Scolo del Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate, poverine. Noi diamo una mano, sì, lo Scolo del Sifilide sempre. E poi oggi voglio aggiungerne un'altra, sì, aggiungiamo, più ce n'è meglio è, più si gode, dai. Ecco, sì, io andando sempre così in macchina, no? Avanti e indietro, per le autostrade, leggo sempre questa scritta Telepass. Io non c'ho il Telepass, c'hanno quelli furbi, no? Quelli che spesso vedo, io so spesso quali sono quelli che hanno il Telepass, no? Non tutti, no? Ma quelli che ti vengono dietro, ti fanno i segnali proprio a culo, poi se possono ti sorpassano sulla destra perché devono arrivare prima di te. Quando arrivi al casello stai sicuro che quello si infila nel Telepass, di quelli lì. Sì, magari anche sta telefonando col telefonino mentre passa il Telepass, sì, vabbè, probabilmente farà anche l'amore virtualmente, magari con la mano finta. Sì, si farà le seghe, no, per dire. Ecco, queste persone. Io non c'ho il Telepass, io vado a pagare, però leggo sempre buon viaggio con Telepass, ho detto Telepass mi ha fatto venire in mente una cosa, cioè il telepassera, sì, allora io sarò anche quando mi capiterà da oggi in poi il signor Slurp della società autostrade vaginali, ecco, perché la vagina, se vogliamo, è un'autostrada e certe volte il casello ti impedisce di entrare subito, devi magari pagare, no, niente, col Telepass applicato alla verga praticamente tu entri dentro, quindi faremo delle applicazioni, la SAV, società autostrade vaginali, ecco, sì, telepassera, quante me ne vengono in mente, ma ora bisogna metterle anche in moto, in azione queste situazioni, non prima peraltro di aver ringraziato tutti quelli che hanno votato per il sondazzo, per il Pegaso sul tascabile TV, anche questa settimana tra le primissime posizioni, quindi grazie a tutti quelli che riempiono la cedolina sul tascabile TV, mandano e poi votano per il sondazzo, grazie, e quelli che naturalmente ancora lo faranno perché che ne so, perché sono pazzi, quindi praticamente andiamo subito a fare numero, non so con quale situazione iniziamo, perché ora questo telepassera mi piace, cioè premia alle porte, capito? Quando mi viene un'idea subito la voglio mettere in pratica, sì, non sempre si può quando ci vengono le idee, non sempre si può, dicevo, quando ci vengono delle idee metterle in pratica, magari dice voglio fare questo, lo so, ma ecco, questo era un numero leggermente occupato, vabbè, facciamone un altro, e quindi mettiamo in pratica, se ce le fanno mettere in pratica, non sempre ce le fanno mettere, è vero che non sempre ce le fanno mettere, ecco, dai, cominciamo con la società autostrade vaginali, il telepassera, ma dai, il telepassera, dai, sì, dai, sempre che risponda qualcuno, e se questo qualcuno risponde naturalmente faremo il discorsino. Purtroppo pronto? Chi parla? Sì, buongiorno signora, c'è suo marito? Sì. Ecco, sono il signor Slurp della società autostrade vaginali. Ora glielo faccio. Grazie, buongiorno. Vieni, Cinzio, Cinzio. Ha detto Cinzio. Pronto? Sì. Pronto, signor Cinzio?
Io so... Cinzio. Io... Pronto? Scusi, chi è lei? Io sono Rosetto. No, senta, è il signor Cinzio? No. No, ma sua moglie l'ha chiamato Cinzio. No? Come l'ha chiamato? Ci vieni Cinzio? Ma mi ha chiamato Cinzio, perché non so Cinzio. E come l'ha chiamato allora? Ma scusi, chi è lei? Io l'ho detto prima. No, ho detto prima io. Lei è il signor Cinzio? Ma no. Allora non so io, allora basta. Allora, scusi, ma sua moglie come cazzo la chiama? Mi scusi, Che cazzo gliene importa a lei come mi chiama? Ma che cazzo gliene frega a lei? Che cazzo me ne importa a me, scusi? Ecco, bravo. Abbia pazienza. No, ha detto, vieni Cinzio, ha detto. Cinzio. E allora che vuole lei? Sua moglie la chiama così nell'intimità, ma il suo vero nome è Francesco. Ma mi dica lei che vuole. Lei si chiama Francesco. Che vuole lei? Ma come che vuole lei? Oh, calma, calma, Io ho sentito chiaramente, vieni Cinzio. E io sono Gabriello. No, l'ho richiamato. Ma con questa gente come si può ragionare? Con uno che si fa chiamare Cinzio dalla moglie, via. Magari si chiama Francesco, capito? Io ho capito, in cuffia mi è arrivato chiaramente Cinzio. Ecco, vieni Cinzio. Vergogna. Vabbè, io l'ho richiamato, ma l'uomo è piuttosto scostante, e non risponde più, non vuole più rispondere. E poi infatti, voglio dire, non mi ha detto nulla, ha detto che cazzo, ma guarda, no, che gente c'è nel mondo, vi aspettavate che lo dicessi, che gente c'è nel mondo e che gente c'è nel mondo. Faccio un altro numero a questo punto, ma si può stare dietro a Cinzio. Cinzio. Eppure una volta ho conosciuto un Cinzio, ma mi voleva cazzottare. Sì, era molto grosso, tra l'altro. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Sì? Senta, suo marito è in casa? Chi parla? Chi è che... Dica, chi è? Questa c'ha la voce a vedova. Pronto signora? Sì, pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì? No, stavo parlando. Senta... Sì? Volevo sapere quando torna suo marito, se è in casa o se quando Chi è che lo vuole? Mi dica chi signore è? Senta, mi dica la verità, suo marito è vivo o morto? È vivo? No, perché lei c'ha una voce a vedova, ma ha risposto così con la voce a vedova e il problema mio è che non sapevo come comportarmi, mi scusi, forse ecco ora la sento più vivace anche lei. Io sono il signor Slurp della società Autostrade Vaginali, dobbiamo venire a mettergli appunto il telepassera, un sensore, no? Che viene applicato in loco. Voglio sapere quando è disponibile lui ha già fatto il contratto e quindi... Aspetti, passo lui, non so. Vede, ma allora c'è! Vieni Ferù, è un signore. Ferù. Ma se non mi dice chi è, non so. Ferù. Cinzio Ferù. Pronto, signor Ferruccio? Sì. Buongiorno. Sono il signor Slurp della società Autostrade Vaginali. Ecco, dunque noi dobbiamo venire a applicarle il telepassera, cioè, lei mi capisce, no? Un dispositivo che le permette di non fermarsi al casello delle mutande, ma andare dritto dentro. Nell'autostrada vaginale che appunto l'accoglierà senza ulteriori problemi, ulteriori fermate, insomma, che possono essere anche in certi momenti un po' destabilizzanti della erezione, capisce? Quindi praticamente è un piccolo sensore che viene applicato tra lo scroto e la verga. Ecco, al momento in cui la verga fremente si erge all'indirizzo dell'autostrada vaginale che l'attende, si mette in moto e naturalmente noi avremo fornito anche tutte le vagine d'Italia e si apriranno tutte le porte senza pagamenti, senza fermate, senza tutto direttamente, capisce? Ecco, quando possiamo venire a fare questa piccola installazione? Ma lo sa dove abito io? Sappiamo tutto di lei, non si preoccupi, non c'è nessun problema, basta che lei ci dica quando. Quando? Oggi non sicuro.
Domani mi dica. C'è un funerale qui vicino. Oh allora... mio Dio, mi dispiace. È morto qualcuno di sua conoscenza? Questo qui Sì. del distributore. Sì. Oh, chi? Grezzo? Ah no, vabbè. Senta. Una signora di 59 anni che abita lì nel distributore. Abita nel distributore. C'è una persona che abita nel distributore? Sì, c'ha i figlioli, lavorano lì al distributore. Ma come? abita perché c'è una casa sopra? Sì. No, pensavo una casa, nella pompa. c'hanno una casa e il distributore. Mi dispiace molto. Allora senta, quando possiamo... Io domattina posso essere disponibile. Ecco, benissimo. Allora, domattina verrà il nostro incaricato, le preferisce è un'incaricata per la verità, una signorina, che le applicherà questo sensore. Lei ha capito tutto, no? Sì. Ecco, io domattina l'aspetto. Ecco, tra lo scroto e la verga, va bene? Ecco, si faccia trovare pronto anche, insomma, decentemente pulito, insomma, no? Il logo, va bene? Qui viene inserito questo sensore, così lei non avrà più problemi al momento della penetrazione, capito? Va benissimo. D'accordo, domattina verso le 9:30 va bene? Sì, va benissimo. Dalle 9:30 alle 10, va bene? Ecco, si faccia trovare pronto, eh? Sì. Buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie a lei. Ma le pare? No. E che vi devo dire io? Questo l'ha accettato di farsi mettere il sensore fra le palle e l'uccello. Sì, fra lo scroto e la verga. Per la società autostrade vaginali, per entrare col telepassera. Aspetta, non ricambio perché non mi ha molto convinto. No, è un piccolo, una cosa che mi sono dimenticato di chiedergli. Sì, venga. No, devo chiedergli una precisazione. Questi sensori che mettiamo hanno una diversa funzione o anche un diverso spessore a seconda delle dimensioni. Quindi, pronto, mi scusi, sono quello di prima. Una precisazione che mi sono dimenticato di chiedere a suo marito. O me la dice lei oppure lo chiedo a lui. Ecco, appunto, lui domattina ci aspetta alle 9:30, no? Per l'installazione di questo sensore. Sì. Ecco, volevo sapere la dimensione, ecco, la dimensione. La dimensione com'è, Ferruccio? La dimensione, quel signore di prima. Ecco, la dimensione del Ferruccio. Eccolo, il passo sì, lui. Grazie, sì. Pronto? Mi scusi se la disturbo ancora, ma mi ero dimenticato di chiederle una cosa. La dimensione, ecco, perché noi abbiamo sensori che si inseriscono e sono di dimensioni diverse a seconda appunto delle dimensioni del pene. Ecco, la sua dimensione qual è? La dimensione è pochissima. Pochissima? Cioè? Qui praticamente siamo 10 sono 10 appartamenti questi lì. Sono 10 appartamenti in questo lotto di case. Sì, e allora? La dimensione? Allora non so, io non so cos'è che vuole mettere, io non so. No, io gli avevo detto, no? Prima, questo sensore tra lo scroto e la verga per la penetrazione vaginale migliorata in modo da... il telepassera, insomma, capisce? Il telepassera. Ecco, la dimensione è semplice, lei mi ha detto 10, no? 10 però appartamenti, ma io intendevo in centimetri. Che ne so io i centimetri, come faccio a saperlo? Lei non l'ha mai misurato? Io no. Ma guardi che se non lo misura lei, che lo misura, insomma, è il suo, no? Ma lei ha capito quello che stavo dicendole? Sì, ma ho capito, però qui non mi sembra che non è una cosa che quello che lei non ha capito, scusi, ma non ha capito niente. Qua si parla di vagina, si parla di verga, si parla di minchia, si parla insomma, quanto ce l'ha lungo l'uccello, altrimenti come glielo mettiamo il sensore che le permette di entrare direttamente senza fermarsi al casello delle mutande? No, me lo dica lei. Ma io senta, lei non la capisco. Come non la capisce? Più chiaro di così. Il telepassera le permette di entrare, come sull'autostrada, c'è il telepass, giusto? Lei conosce? Lei va in macchina? Ecco, passa il casello senza fermarsi. Ecco. La stessa cosa per l'attività sessuale delle persone. Telepassera le permette di entrare direttamente nella passera senza dover fermarsi al casello delle mutande, pannolini, pantaloni, gonne, calze, collan e tutto il resto. Lei entra direttamente, capisce?
Oh, questa è una cosa molto importante. Poi quello viene applicato tra lo scroto e la verga, cioè tra le palle, l'uccello, insomma, lì in quell'incavino. Dipende molto anche dalla dimensione del pene stesso. Pene. Ma sa che deve fare una cosa? Me lo dica. Deve chiamare qualcuno di questi condomini che sono in questo palazzo e loro gli spiega tutto quanto quello che c'è. C'è il capo condominio, gli spiega tutto quanto quello che c'è lì. Dio mio! Io non ne voglio sapere niente, ecco. No, ma guardi, mi scusi, io sono stato chiaro. Lei è stato chiaro, ma io queste cose qui non mi interessano proprio niente. Ma non si chiama in condominio, ognuno se ne fa le sue, capisce? Ho capito. Allora, voglio dire, non si può chiamare in condominio. Cioè, no. Questa è una cosa sua, personale. Oh, ecco, quindi lei, caro signore, ognuno pensa per il suo. Ma lei dove ha trovato il mio nome? Abbiamo tutti i nomi, tutti i nomi dei maschi. Allora ne trovo un altro e gli spieghi a qualche altro quello che c'ha da fare. Certamente capito? lo farò, però con lei devo finire il discorso. Sì. Ecco. Lei non mi ha detto la dimensione. Ma la dimensione di cosa deve sapere? Quale dimensione? Di cosa? Del pene. Il pene, sa cos'è il pene? No, sì, figurati. No. No, non lo sa. Cos'è come le posso dire? Il cazzo, ecco, una parola, sì. Il suo cazzo. Adesso se lo metta in culo. Ma non credo, Va bene. no, ma non c'è il telepass, il telecool, vabbè. Scusi, abbia pazienza, è una cosa che No, riguarda perché lei. lei mi parla tanto volgarmente che a me mi ha rotto i coglioni, va bene? Ma come? Appunto, ecco, bravo, fra i coglioni, siamo lì vicino, ecco, Sì. praticamente noi dobbiamo applicare il sensore, capisce? Glielo applichiamo lì. Comunque domattina vuole venire qui. Certo. Io alle 9:30 l'aspetto lì, poi si vede cosa deve fare. D'accordo, si faccia il bidet, mi raccomando, Ecco. Va bene, vediamo. Arrivederci. Io non so che dire. Questo più chiaro di così, dirglielo più chiaro di così, no, questo ancora domattina mi aspetta e poi non ha capito nulla, non ha capito. Io, ragazzi, non ho capito nulla io forse, boh. O allora, poi me lo devo anche mettere nel culo, via, su, ma questo doveva dirmelo subito dall'inizio. Vabbè, basta così, quest'uomo ci ha dato una dimensione, mi ricorda un po' quello che una volta continuava a dire non ho ordinato nulla, ma erano cose assurde, che è finito anche sul mio primo libro. Certo. Oh, andiamo avanti, via, facciamo un altro, questa volta facciamo Gioia alla Troia, dai. Sì, figuriamoci. Mamma mia, gente c'è nel mondo. Che gente c'è nel mondo, madonna mora. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta signora, c'è suo marito? No, io sono vedova. C'è suo figlio? No, perché? Che c'è? C'è suo nipote? No, sono sola. Allora signora non posso fare il sondazzo, mi scusi, non c'è nessuno, abbia pazienza, me lo dica. Ma io non capisco di che parlate, non lo so. No, non si preoccupi, oppure quando con ciò sia cosa che esattamente forse qualche volta domani o sempre forse domani un mese fa, capisce? Ma io non capisco niente, mi dispiace, senta, io ho 86 anni. Lo so che non capisce, non ho capito nemmeno io signora, buongiorno. Buongiorno. Mi stia bene? Sì. Arrivederci. Quando cerco gli uomini non ci sono, quando cerco le donne, nel senso che quando voglio che non ci siano gli uomini in casa ci sono sempre, è vero? Sì, quando invece vedova, insomma, le vedove sono all'ordine del giorno perché vedove ce ne sono tante, ma veramente, questo numero non è buono, già, mi riesce a far Gioia alla Troia, ma io adesso vado avanti e ne faccio ancora numeri, ve ne sono tanti, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. No, sono rimasto atterrito dal signore di prima, mamma mia ragazzi, che gente c'è. Domattina non aspetta. Perché oggi va a un funerale. La signora capita nel distributore. Mi dispiace, condoglianze. Qui non c'è nessuno.
E qui non c'è nessuno, si va avanti sempre, come si dice, avanti Savoia, ora proprio si può dire, no? Savoia, tornano, vero? I conti tornano, ma questi non sono conti, sono principi, sono altezze reali, i conti dei marchesi, ma lo so io. Dunque, sì. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. C'è Vildo, per favore? No. C'è la moglie? Sì, gliela passo. Grazie, caro. Pronto? Sì, pronto, signora? Sì? È la moglie di Vildo? Sì? Buongiorno, mi scusi se la disturbo, io sono Gioia la Troia del telefono sexy. E niente, quando posso trovare suo marito? Ma chi è, scusi? Sono Gioia del telefono sexy. E suo marito ha fatto un abbonamento per 10 telefonate sexy con me. Ma guardi, mi sa che c'è un malinteso, scusi. No, ma per niente. Ma Anzi, guardi, lasci perdere. molti mariti fanno telefonate erotiche, sa? Le mogli non ci credono mai che i mariti facciano queste cose. Beh, i mariti sono molto più maiali di quanto le mogli credano, ma sicuramente, certamente non vogliono a dirglielo a loro, ma può capitare che questa telefoni in un momento inopportuno e risponda alla moglie, e allora io richiamo, anzi lei, cioè io richiamo, sono Gioia la Troia. Pronto? Sì, pronto, sono sempre io, Gioia la Troia. Guardi, mi scusi, ma suo marito veramente ha già pagato 10 telefonate, Ma guardi, lasci perdere per favore, ma io non lo so, ma non c'avete niente da fare a rompere le scatole alla gente. Io non ho Questa è capito già se- la terza, sa? Ma apposta, guardi, allora lasci perdere perché mi sembra proprio tempo perso. Facciamo guardi. delle gran belle maialate per telefono, una cosa meravigliosa. Sì, perché le dia qualche un'altra. perché non si unisce a noi? Cretino e tu sia, Sono- vergognosi. sono una donna, non sono una santa. Vergognosi. Come sarebbe a dire che ha detto cretino o cretina che tu sia, vergognosi, ha provato al maschile, al femminile e al plurale, così proprio andava tranquilla. Vabbè, lasciamola cuocere nel suo brodo, ecco. Mamma mia, ma vergogno, perché vergogno? Non capisco. Ma prendila a ridere, no? Se sei così sicura che tuo marito, prendila a ridere. Ma insomma, io cerco di muovere un po' le acque di queste famiglie stagnanti. Oddio, questa con tutti i bambini si sentivano tanto stagnante non essere come vita. In ogni caso, ho fatto un altro numero. Sì. Tidididing. Non c'è nessuno, non c'è alcuno. Dovrei dire non c'è alcuno, veramente, perché dire non c'è nessuno è come dire che c'è qualcuno, perché sono due negazioni, non c'è nessuno. Invece dovrei dire non c'è alcuno, ma non c'è alcuno è proprio insomma, non si usa, non c'è alcuno. È un po' antiquato, è un po' obsoleto, non c'è alcuno, non c'è alcun chi. Boh, no, non lo so io. Va. Insomma, proviamo ancora, perché io vorrei proprio, come dire, avere la gioia di fare la Troia. Ma continuiamo a non trovare le persone in casa. E allora, che devo fare? È una cosa abbastanza normale di questi tempi. Non lo so, non credo, perché ormai il ponte gli è passato e è una settimana normale, però le persone sono ancora assenti, forse per lavoro, forse per altri motivi, forse perché non so. Allora, proviamo qua, dai. Continua a non esserci nessuno. Continua a non esserci. Ho trovato un bel nome, un uomo veramente eccezionale. Guarda che nome, Gemisto. Questo non avevo mai trovato, mai Gemisto. Però esiste, Gemisto. Proviamo con Gemisto. Ma sarà già morto Gemisto. Non può essere vivo uno che si chiama Gemisto. Infatti non c'è nessuno, tutti via. Gemisto. Non è possibile.
Gemisto, era troppo, povero Gemisto, chissà che fine ha fatto. Andiamo avanti con un altro nome, perché io ho bisogno di un nome maschile, per esempio Gaetano, uno dei più brutti nomi che esiste. No, mi dispiace per quelli che si chiamano Gaetano. Cioè, io conosco qualcuno che si chiama Gaetano se è cambiato nome. Che? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, c'è Gaetano? Un attimo. Grazie. Pronto? Sì, pronto Gaetano? Sì. Ciao caro, senti, io sono Gioia, del telefono sexy. No, aspetta, ma ti sbagli, Gioia? No, ascoltami, un tuo amico, qualcuno insomma ti ha regalato una telefonata con me. Sì, perché è già stata pagata e quindi forse ti hanno fatto... Vabbè, dimmi. Niente, io sento che sei un giovane uomo, un ragazzo... Aspetta, alzo la voce perché non ti capisco. Ascolta, senti, mi avvicino più al telefono. Io... Come? Sono vicinissimo. Ascoltati. Sono io che mi avvicino. Senti, io ho 60 anni, non mi eccito più. Ma c'hai la voce a ragazzo. C'avevo la voce a ragazzo, ma mi manca qualche altra cosa di un ragazzo, hai capito? A 60 anni Ho non... 4 figlioli e moglie. Scusa, ma non ti si rizza più a 60 anni? Ma vai, qualche volta. che io Me ne è conosco- rimasta una e basta. Una? Ma non so quando farla. Senti, ora Ascolta. non lo voglio fare al telefono. Ascolta caro, ascolta, ma Ascolta, lascia perdere, dai. puoi parlare almeno, no? Lascia perdere, perché questa è una È cosa. già stata pagata. Qualcuno ti ha detto di pigliarmi in giro, eh? No, no, assolutamente. Ciao, ciao, bella voce, ma ciao. Tesoro, Ciao, io ciao. c'ho una bella voce, sì, lo so. C'ho una bella voce, ma ciao lo stesso. Beh, sì, no, ma guarda, mi sembrava un ragazzo dalla voce, hai visto? Hai visto come inganna a volte la voce? 60 anni. Ma come a 60 anni non ti si rizza più? Ma non ce n'ho più, una, mi è rimasta una. Vergogna, anche a dirlo, anche se non è vero, guarda, è una vergogna anche solamente a dirlo. Ecco, io ti richiamo, è stato molto gentile, per carità di Dio, mi ha dribblata, vero? Però insomma, no, io l'ho richiamato, ma ci mancherebbe altro, non mi rimandare il bambino, ma io non ci credo, 60 anni, mi hanno preso per il culo. No, mi ha preso per il culo, questo ce l'ha 25, ce l'ha. Pronto? Sì, pronto, guarda, tu non hai 60 anni, secondo me ne hai 25 e mi hai preso... ce n'ho 25. Mi hai preso per il culo, mi hai preso, dai. Hai ragione. Ascolta, facciamo l'amore per telefono. Io sono mezza nuda sul divano, sono bellissima, bionda, longilinea. Com'è? Sono bellissima, sono bionda, longilinea e con tutte le mie cosine a posto. Ho un bel culetto e delle poppine meravigliose. Ti piacerebbe toccarmi? Sì, a me sì. Se non puoi parlare di pure sì o no. Tesoro, senti, come vuoi che mi metta? Davanti o di dietro? Di dietro. Sì, così a pecorina, va bene? Eccomi, sono pronta. Pronto? No, lui non è pronto, ma io sì. Insomma, se non trovo uno che me lo mette, sono tutta in calore, infoiata. Ah, andato via. È andato via. Smetti di fare la troia, smetti di fare la troia. Sto diventando troia. Io qualche sera mi vedete che batto per le strade, alle ascine. Alla fine, no, forse cambiamo argomento, no? No, già, sì, figuriamoci. Ma questo era lo stesso di prima? No, forse era veramente uno di 25 anni. Che ne dite voi? Può darsi. In ogni caso, noi andiamo avanti. C'è l'altra situazione che oggi non abbiamo nemmeno menomamente sfiorato, è vero? Ed è quella del signor Scolo del sifilide. E proviamola. Gratuita. Sì. Attenzione. Non poteva mancare la troia, cioè la vera gioia. Sì, per favore, ma insomma, il numero da lei, il numero da me, il numero che ho fatto io è un numero buonissimo. Anzi, guarda, lo rifaccio, vuoi vedere che ora funziona, vuoi vedere se tu torni mi incazzo, se tu torni mi incazzo, va bene? No, ecco, hai visto? Ho fatto lo stesso numero. Hai visto? No, per dire. Beh? Però mi puniscono ugualmente perché non c'è nessuno, lo vedi? Lo vedi come lei è immondo? E che gente c'è in mondo? No, voglio dire, rendiamoci conto, no? Certo. Vabbè. Ecco fatto un altro numero. Vabbè, cosa ho fatto? Oddio. Mo? Che numero ho fatto? Pronto?
Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno, sono il signor Scolo del Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate. Allora? Ecco, no, dicevo che sua moglie è in casa perché volevo parlare con lei. No. Noi diamo assistenza sindacale a tutte quelle particolari parti del corpo femminile, lei Ho mi capito, capisce? ma non Che si c'è. sentono demotivate. Ho capito. Allora, siccome sua moglie pare si senta molto demotivata, cioè non proprio sua moglie, ma la sua parte femminile, diciamo così, a causa, lei dice di un CS, cioè significa cazzo svogliato, cioè lei marito avrebbe il CS. Sì. Ecco, allora lei avrebbe invece la passera demotivata. Ecco, noi intendiamo intervenire per tutelare i diritti sindacali delle fiche che hanno a che fare con CS, CA o CTP, cioè CS cazzi svogliati, CA cazzi assenti o CTP cazzi troppo presenti. Non è il suo caso, il suo è un CS, un cazzo svogliato può diventare anche un CN, un cazzo normalmente attivo, CNA, cazzo normalmente attivo. Ecco, siccome sua moglie ci ha mandato il suo curriculum fiche, io appunto ce l'ho qui, sto maneggiando il curriculum fiche di sua moglie, vedo che insomma i rapporti da parte sua, che è il marito, sono pochi, diciamo così, piuttosto svogliati. Ecco, come dire, lei durante l'amplesso fischietta, canterella l'ultima canzone di moda, non so, oppure accende la televisione e guarda Amici di sera o cose di questo tipo, insomma, che dà veramente un senso di umiliazione nella donna, specialmente nella sua parte più intimamente femminile, capisce? Essendo noi il Sifilide, sindacato fiche libidinosamente demotivate, dobbiamo intervenire facendo opera presso il marito perché questa donna... Ora non c'è. Ora non c'è, però ecco, a parte giustamente posso parlare con lei, no? Cioè quello che lei, la signora ci ha scritto nel suo curriculum fiche, è vero o non è vero? Ma non credo, a me non mi risulta. Non le risulta? No. Cioè lei come si definirebbe? CS, CA o Ma CTP? io mi sento abbastanza soddisfatto. Lei sì, ma... Lei e lei, tutte e due. No, lei e sua moglie però pare che non lo sia, altrimenti non credo, non non avrebbe credo. richiesto l'iscrizione Ma al non vostro credo, sindacato. secondo me non ha scritto niente. No, ce l'ho qui, ci mancherebbe altro. CS, cioè mio marito appartiene alla categoria CS, ha barrato la casella CS, cazzi svogliati, no? Ma lei forse si ritiene un CTP, cazzi troppo presenti? Ma no, io sono normale. È normale, CNA, cazzi normalmente attivi. Però vedi, sua moglie non lo ritiene, perché evidentemente lei, facendo l'amore con sua moglie, ha mai pensato a un'altra donna? Ma no. Ma mi faccio Può il piacere. capitare. Può capitare che pensi a una donna che magari anche un'attrice, una bella donna che la puoi citare nel In quel momento. momento è difficile. Pensando a quella ci sto trombando, che so, Valeria No, Marini, no. in realtà invece sta trombando sempre la stessa moglie di tutti i giorni. No. No, non è il caso nostro. Non è il caso? No. Ecco, allora come mai sua moglie ha fatto questa... Ma non lo so. Questa richiesta di iscrizione, perché Non lo so. noi, capisce, giustamente dobbiamo intervenire presso il marito, i vostri rapporti saranno piuttosto irregolari e scarsi, immagino, Ma no? non credo. Non crede? No. Non crede lei, ma sua moglie crede. Qui c'è una voce. Sono io quello che decido. C'è una voce, qui c'è la domanda sul modulo di iscrizione. Quante volte vorrebbe avere rapporti sessuali col marito? E lei ha barrato la casella 2 volte al giorno, tutti i giorni. Troppi. Lo so, però in teoria almeno una volta al giorno, capisce? Io cerco di intervenire anch'io come maschio, la capisco, 2 volte al giorno tutti i giorni, guardi, si può fare 2 volte il sabato perché è sabato, no? Il sabato fate 2 volte e altre 3 volte nel corso della settimana, 3, 2, 5, può andare bene, no? Sarebbero troppe. Troviamo questo... Ah, sono troppe? Ecco perché, allora ha ragione sua moglie, mi scusi, ma ha ragione. Se lei me lo fa, guardi, lunedì, mercoledì, giovedì e poi il sabato 2 volte. E far festa tutta la settimana.
Come far festa? Ma è una normale attività sessuale, una lo cosa- so, anzi le propongo anche, cercheremo di convincere sua moglie a accontentarsi di questo, perché, facciamo questo compromesso, insomma, cerchiamo di dare un colpo al cerchio e colpo alla io botte. bisogna lo lasci perché ho gente in casa, devo fare delle commissioni. Ho capito, no, io comunque l'ho avvertita. Sì, Ecco, grazie. casomai lei per qualsiasi cosa si rivolga a noi, Sifilide, via dei Piattoni, numero 1223,5, località Troia, va bene? Va bene. La ringrazio e trombi di più, buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. Poi trovo tutta gente molto gentile oggi, quasi tutti. Vero? Che devo fare? Vabbè, io che devo dire a queste persone? Io gliel'ho detto, hai visto? Ora gli sembrava troppo, quella ne vuole 2 al giorno, tutti i giorni, lui 5 volte la settimana gli sembra troppo, è chiaro che c'è qualcosa che non va, dice lui sì, ma lei no. Lui raggiunge le sue svuotature di palle regolari e lei invece non ha la soddisfazione. Vedete, in fondo quello che diceva lui era molto più lontano dalla verità rispetto a quello che dicevo io, anzi lui Questo era il sondazzo, ma il sondazzo